Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. La Giunta Comunale di Venezia nella sua ultima seduta ha approvato 4 delibere collegate alla realizzazione del Bosco dello Sport, provvedimenti per un valore complessivo di circa 230 milioni di euro. Le delibere riguardano viabilità, opere di urbanizzazione verde e arena. È dunque un progetto di interesse pubblico e di inclusione sociale attraverso lo sport ed è ecologico. Abbiamo eliminato 600.000 metri cubi di cemento e previsto di piantare 100.000 alberi. A febbraio contiamo di attivare il primo cantiere, ha dichiarato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. Il pagamento semestrale è stato onorato in automatico, come sempre, oltre 483 euro regolarmente prelevati dalla carta di credito e registrati nel portale della compagnia. Perché allora una 46enne di San Liberale Marcon, impiegata di banca, non ha ancora ricevuto la copertura assicurativa della sua vettura? Perché da una settimana, da quando cioè sono terminati 15 giorni di tolleranza, è costretta a prendere ogni giorno il bus, andata e ritorno, per raggiungere Mestre, dove lavora. Il mistero è ancora, per così dire, gelosamente custodito da una nota assicurazione online per la quale l'impiegata paga ogni anno oltre 967 euro, suddivise in 2 tranche. La signora ha ora deciso di rivolgersi all'Adico. La cronaca. Il questore di Venezia ha emesso un foglio di via obbligatorio per 3 anni nei confronti di un cittadino straniero su istanza avanzata dalla polizia locale di Jesolo. L'uomo, un quarantenne di origine nigeriana residente in altro comune e già noto alle forze dell'ordine, era stato ripetutamente attenzionato dagli agenti del comando cittadino nel corso delle attività di contrasto all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti durante i mesi estivi. In più occasioni, in seguito ai controlli degli operatori, l'uomo era risultato essere in possesso di sostanze stupefacenti e armi da taglio. In tutti i casi era stato segnalato all'autorità competente per i reati e le violazioni contestate. E nella sala Giunta Grande di Ca' Farsetti a Venezia, l'assessore Sebastiano Costalonga ha ricevuto e premiato un gruppo di appartenenti a diverse forze armate che lo scorso 8 dicembre sono intervenute dimostrando grande senso di collaborazione e sinergia nel salvataggio di un turista settantenne caduto in laguna in riva di San Biagio. L'incidente è avvenuto proprio di fronte alla chiesa di San Biagio, dove si era appena conclusa la celebrazione della messa per l'Immacolata Concezione. Fortuna volle che proprio in quel momento uscissero dalla chiesa numerosi appartenenti a diverse forze armate, che non hanno esitato a intervenire sollevando l'uomo e coprendolo con dei cappotti per proteggerlo dal freddo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. E si conclude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.